Avete ragione, voi dovete andare a lavorare domani, io devo andare a lavorare tra poco, voglio dire. Tutti pronti? Marondolo Carpana No, perché è carina la cosa che non è stata Mauro Carmine, ma Gesù c'entra. Questa è la mia più grande vittoria. Non perché, insomma, sono l'unico al mondo che non è che era questione di difendere Juan Jesus, era questione di vedere le prestazioni che stava facendo senza i paraocchi, senza il pregiudizio. È un cesso, no. E invece Juan Jesus stava giocando bene, ci stava salvando e stava facendo delle partite difensive di grande livello. Poi per sfizio, per gioco, per ridere, è una cosa che si fa sui social, no? L'ho letto più volte e ve lo faccio vedere perché non vale prima, non vale dopo. Ecco qua, io l'ho scritto agli amici abbonati. Chi mastica un pochino di calcio sa che stasera segna Juan Jesus. Ora è un gioco perché lo scrivono tutti i profili di tutti i giocatori, non succede mai e quindi nessuno poi gli va a dire non è successo. È un giochino, però è un giochino che io tra i vari che potevi scegliere, no? Molto spesso dicono segna Anghissà, segna Lindstrom, no, io ho scelto Juan Jesus. E Juan Jesus ha fatto una partita maiuscola anche oggi in difesa, mettendo delle pezze. Io penso che il migliore in campo per il Napoli sarà Meret. Chiariamoci subito, ci saranno polemiche infinite perché la capolista fa rumore, la capolista c'ha i giornali, la capolista adesso loro dovranno utilizzare tutti gli episodi dubbi o comunque contestabili per dire ma quale Marotta League, siamo la capra sacrifica, siamo il capro espiatorio, cioè proprio ci sacrificheranno proprio l'agnellino Napoli lo sacrificheranno per dimostrare che l'Inter, che oramai ha vinto, tutte le cose si bilanciano. Vedete che schifezza. E mi prendo tutte le responsabilità, cioè sono proprio non convinto di più di quello che vi sto dicendo, è quasi fatto di proposito. La partita poi va vista nella sua interezza, i gialli mancati, ti diventa frustrante perché ti vengono sempre nelle gambe e non ti ammoniscono e alcune decisioni vanno al contrario. È così che funziona. Perlomeno di oggi io mi prendo la soddisfazione che Juan Jesus può postare una fotografia senza dover chiudere i commenti, ma gli insulti arriveranno uguali. Conosco i miei polli, gli insulti arriveranno uguali. Poi dobbiamo parlare di tutta questa roba perché il Napoli ha fatto una brutta partita. Il titolo era innocui, il titolo era impotenti, perché mi è sembrata una squadra impotente e la scelta di Calzona di utilizzare Raspadori non mi ha convinto. Si è fatto un cuore così, Raspadori non mi ha convinto perché il piano gara non ti permetteva di offendere, te la potevi solamente passare tra di voi, te la passavi, poi qualcuno doveva avere uno spunto che il Napoli non ha questo spunto in questo momento e quindi tanto rischio nell'uscita da dietro, troppo rischio senza avere lucidità e senza essere offensivi perché non abbiamo offeso praticamente niente. Nel secondo tempo un pochino meglio, loro si sono mangiate delle cose mangiabili, però perlomeno non gli abbiamo dato lo scudetto con una vincete anche senza grandi sforzi, perché non mi è sembrato che fosse una squadra l'Inter affamatissima. Sono tranquilli, li ho visti tranquilli. Comunque i like, perché i like servono, perché questa è una di quelle live che arriveranno gli altri, quindi i like, e andiamo a leggere tutti i vostri commenti.
Io Elmas lo rivoglio e prendersi il posto di Zielo, mannaggia tutto coso, troppo tardi, caro Giacomo, purtroppo Elmas avrà nostalgia della città probabilmente, ma non credo che abbia nostalgia della società. Quindi Elmas adesso deve farsi il suo percorso, è il momento di conoscere una nuova lingua, di conoscere nuova gente e si fa il suo percorso all'estero. Albertone, e dai, litighiamo per JJ. Vediamolo dal lato positivo, abbiamo infranto un record dell'Inter. Fino ad oggi mai preso un gol negli ultimi minuti, esattissimo amico mio. Si vedeva, l'hanno fatto vedere anche nella grafica, non lo so se tu sei Paramount Plus all'estero, anche tu, ma Paramount Plus ti fa vedere, ti fa anche sentire delle cose. Domani la reaction sarà esilarante, perché ci sono tutte le emozioni di una squadra che mi fa penare, che mi fa buttare il sangue, però ci sono spunti tattici anche nella reaction. Mi sono segnato un sacco di minuti del pressing che non funzionava, fatto singolarmente male. Grazie Albe, grazie sempre. Sta. Deve essere sempre un messaggio subliminale finché non arrivi. Sì, Juan Jesus, litighiamo. Sono l'unico che lo può dire, quindi litighiamo. Lobotka meriterebbe la fascia di capitano, sono d'accordo, anche simbolicamente una partita gliela devi dare, è uno di quelli che stai 0-0, fa quella partita là, stai 1-0, perché se andate a vedere la partita di Anghissà, che è decisamente irritante, la partita di Anghissà è irritante, perché dopo il gol di Juan Jesus Anghissà si sveglia, e Anghissà entra in di fisicità, va sull'uomo e sembra entrare in partita all'80° e non è possibile. Mentre Lobotka fa la sua partita dall'inizio alla fine, qualsiasi sia il risultato, Lobotka porta a casa la pagnotta di 6,5, a volte di 7, a volte è arrivato anche quasi al tiro, quindi box to box, regista, mezzala, va ad aiutare i compagni, si butta nelle fasce, si butta centralmente, fa tanta difesa perché sul tiro di Lautaro prende lui la gomitata, ed è stato ammonito lui, è una roba insopportabile quello che si è dovuto subire Stanislav Luigi, che ringrazio sempre. 1. Darmian solo sulla fascia, nessuno lo vedeva, e che pressiamo a fa? 2. I fazzoletti li ho finiti già al primo tempo. 3. Non riusciamo a partire da basso, metti centimetri al centrocampo con l'ammaccio 5. E allora sì, è questo il discorso, caro Luigi. Su Darmian solo sulla fascia, io in reaction, domani lo sentirete, me la prendo anche con Kvara, perché alla fine l'uomo di quella fascia, se Olivera deve stringere al centro perché stiamo tutti storti, parte da un lancio per Thuram, Juan Jesus segue Thuram, la ciccano tutte e due, dopodiché la palla va verso l'esterno e Rachmani insegue Lautaro. A quel punto tutti quanti siamo messi male, ed è logico. In quel momento, quando tutti quanti siamo messi male, anche Kvara deve cominciare a correre e deve andare ad occupare delle zone. Perché l'Inter attacca con 5-6 di loro minimo, e quindi stiamo tutti storti. Dopodiché la palla gira, può intervenire Politano, Anghissà se la guarda, e in ultimo anche Kvara è quello che manca, perché Darmian poi da solo in mezzo all'area. Il pressing va fatto bene, questo non era un'azione di pressing, questa è un'azione di ripiegamento, transizione negativa, ma il pressing va fatto bene e non lo abbiamo fatto bene perché lo facevamo non con tutti gli effettivi. I fazzoletti ovviamente non funzionano se hai Raspadori là, perché non hai nemmeno lo sfogo per partire dal basso. A un certo punto la devi buttare, e se almeno c'hai un pochino di centimetri per la seconda palla sarebbe l'ideale, ma purtroppo secondo me Calzona si gira in panchina e dice cioè, mi è sembrato proprio questo, quando entra Cajuste al posto di Traoré mi dà l'idea proprio che io questi c'ho e mi devo fare quello che devo fare. Ringrazio Rocco. Pareggio insipido, ma restiamo qui nonostante tutto, una stagione buttata letteralmente via, che male. È insipido sì, nel senso che a livello di classifica non ti muove niente, anzi hai perso, se vogliamo, 2 punti dalla Roma che vince sempre, dal Bologna che ha vinto, e se noi puntiamo a quelle due là, a quarto e quinto posto,
vi renderete conto che diminuiscono sempre le partite. Vogliamo ancora dire che il campionato è lungo, vogliamo ancora dire che ci sono 10 finali. Non ci sono 10 finali, è una frase che non significa niente, guardiamoci nell'anima. Le finali non finiscono in pareggio, esce sempre un vincitore. Se esci in pareggio devi fare i supplementari e poi i rigori e poi c'è un vincitore e si alza un trofeo. Questa non era una finale, la prossima non sarà una finale. Esistono i cartellini gialli che si accumulano, esistono le diffide, esistono le nazionali che poi tu pensi, aspetta, nazionale forse è meglio che non mi sto perché sono stato convocato, oppure non. Le finali sono altre cose e noi di finali non siamo nemmeno abituati. Quindi è una frase che non significa niente e che dovremmo imparare a non dire più. Ma la dicono tutti, o la dicono gli allenatori, la dicono i giocatori, figurati se non la dicono i giornalisti. Ma ricordatevi che gli addetti ai lavori sono anche loro vittime della comunicazione generale. Non c'è niente da fare. Siamo troppo piccoli per poter imporre un nuovo modo di comunicare calcio. Valerio, quello che ha detto Acerbi a JJ è gravissimo. Speriamo che la società si faccia sentire. Amico mio, mi devi dare notizie, perché non lo so. Io ho visto quello che si è capito da Paramount Plus è che Juan Jesus ha richiamato l'arbitro e stava cercando di chiarire delle cose e si è sentito dall'audio di Paramount Plus Politano che dice vabbè ma gioca, cioè come se anche Politano se ne fottesse altramente di quello che stava facendo Juan Jesus, che stava cercando. Io ho pensato si stesse cercando di farsi rispettare in area di rigore. Evidentemente c'è dell'altro, fatemelo sapere, mi interessa ovviamente moltissimo. Qualcuno mi diceva Lobotka capitano, e perché Juan Jesus no? E perché Juan Jesus no? Non meriterebbe anche lui di vestire la maglia la fascia di capitano per una giornata perché sta facendo il leader in una squadra in disarmo? Senza dubbio, fatemi sapere. E devo anche ringraziare Luigi Attardi. 6 seconde palle. Si continua ancora, è Luigi Attardi. Si continua con la cosa. 6 seconde palle, 0. Seconde palle 0, pressing, loro ci correvano incontro con ferocia, a noi si cammina. Zambo si ricorda di giocare, esatto, vedi quello che ti dicevo, cioè che si sveglia, secondo me anche dopo il 75esimo. I cambi al 91esimo anche io non li capisco, lì è più un cambio per perdere tempo, anche se erano saltati gli schemi e stava succedendo di tutto nel finale, il caos generale, potevamo segnare loro, potevamo segnare noi, perché erano saltati completamente gli schemi e nessuno ci stava a perdere. Sì, il cambio di Ngong e Lindstrom al 91esimo è inutile, è mortificante, si fa tanto per fare, ma non mi convince. E poi è chiaro che i cambi di Calzona finora non è che mi abbiano convinto tantissimo. Noi dobbiamo ricordarci che post Mazzarri bastava un allenatore tra virgolette, passatemi il termine, un allenatore normale per farmi entusiasmare, perché con Mazzarri si era raggiunto una vetta, il contrario della vetta, proprio come si dice, ditemelo voi, delle bassezze, insomma, si era scavato perché il basso l'avevamo raggiunto con Garcia e con Mazzarri abbiamo scavato. E adesso la normalità ti fa stare un attimo, un allenatore normale che parla di campo. Però non è detto che Calzona sia il nuovo Guardiola, Fino a mo' è solamente il secondo di quello e di quell'altro e la nazionale slovacca. Quindi va benissimo per un Napoli che è disastrato e che si ridimensiona, va più che bene. Ma ci sono altre idee che potrebbero funzionare anche di più. E ringrazio anche il buon Tore, migliori JJ, Traoré e Loppo. Traoré mezzo e mezzo non mi convince, cioè fa delle cose tecnicamente buone, però per me le fa 3 all'ora, lo vedo lento, ma non è colpa sua, Traoré merita un voto alto per quello che fa. Traoré è infortunato,
è infortunatissimo, cioè si deve fermare, deve fare la preparazione seria, estiva, quella là pesante, deve andare in vacanza, poi deve rientrare con tutte le energie e fare una preparazione seria. E il Napoli deve decidere, 25 milioni, mi ha convinto, ci fa vedere sicuramente delle cose interessanti, ma mi sembra un giocatore che ce ne sono 30 in Serie A che fanno le cose che fa Traoré, non mi sembra questo grandissimo campione, è un giocatore buono, discreto, che può fare delle cose, ma è pure così piccolo, quindi se volevamo cominciare a fare quel discorso del Napoli più internazionale dove sì, ti serve qualità, ma ti serve anche un po' di fisicità, perché se buttano una palla al centro e c'era Raspadori e Traoré che riempiva l'aria, ma a chi fai paura? A nessuno. Quindi per me 25 milioni per Traoré, che è un giocatore medio buono, sono buttati, e adesso l'hai preso che non serve perché è tutto infortunato, è tutto che non ce la fa a giocare, e quindi sì, capisco che tu dici tra i migliori nella prestazione, ma non serve a niente. Lobotka ovviamente, come sempre Kvara ci prova, ma con Olivera dietro è spesso isolato. Non ho capito i cambiamenti e neanche io. Di Lorenzo need to rest. Di Lorenzo needs to go on vacation. Di Lorenzo, questo dirò nella reaction domani, vacanza, e lo ha detto pure mio cugino Dario, vacanza assoluta, cioè basta. Grazie ragazzi, è stata una stagione pesante, non ce la faccio più, non me le posso fare queste ultime 9, ne va faccio brutte figure con i tifosi che mi amano, cioè ricordate Di Lorenzo che segna di sinistro a giro nel set contro l'Inter l'anno scorso, ma Rostà sbaglia i passaggi a 1 metro, no, non si può vedere, è mortificante anche per lui. Ma non vi preoccupate, abbiamo preso Mazzocchi, il vice di Lorenzo, se il capitano non sta in forma gioca Mazzocchi, è vero? È vero, è questo che ci avete raccontato. Non è vero, non gioca Mazzocchi neanche per sbaglio. E io voglio Mazzocchi in campo? Assolutamente no. Come non volevo Beresischi. Mi potevo far andare bene Zanoli, perché almeno il giovane che è cresciuto con te, almeno aveva un senso per le liste. Ci prendono solo in giro. Non voglio nemmeno che voi ascoltiate me, io voglio che utilizziate il vostro stesso intuito, che basta e avanza per non andare appresso a certi che ci raccontano il calcio in maniera assurda. Forza Napoli sempre, Davide, sempre poco cattivi nel pressing, sempre in ritardo, pulizia tecnica pari a zero, il capitano deve riposare, a questo anche sa, preferisco che, ma senza dubbio, troppo poco per il campione, ma senza alcun dubbio. Caius è entrato anche positivo, io pensavo fosse lui che avesse segnato, si somiglia col capello a treccina a Juan Jesus come colore, pensavo fosse lui, è entrato positivo, poi anche lui onestamente ce ne sono 40 come dire, però almeno ha un po' più di prestanza fisica, un po' più di centimetri e di chili che ti tornano utile quando devi giocare contro una squadra come l'Inter, E quindi chiedetegli scusa, dovete chiedermi scusa. Ah no, tu dici no a me, Nicola, a Batman. Se le meriterebbe un po' di scuse, ma è difficile. Il tifoso napoletano, quando prende un ingrippo, quanto ci ha messo Mario Rui per togliersi da mezzo il pregiudizio e tutti gli insulti che prendeva ci ha messo 1 anno e mezzo, 2 anni. E Juan Jesus non ha nemmeno il tempo, perché poi il suo tempo lo ha fatto. Io sono contento per lui e sono contento per noi che lui abbia ancora energie e lo voglia fare. Potrebbe benissimo fare il suo compitino così, invece vedo proprio che ci tiene per se stesso, magari anche per la città, per la maglia, ma ci tiene proprio per se stesso, non accetta di essere considerato l'ultimo, il quarto. È lui il sostituto di Kim. L'errore societario non è certo suo. Sta parlando Calzona, fatemi sapere, e vi continuo a leggere. Grazie a tutti, i like ragazzi, i like sono importantissimi. Altro che capitano, sindaco. Dove sta? Certo, Vidori, ma senza dubbio. Salvatore, Lobotka e Juan Jesus penso siano stati migliori in questa stagione disastrata. Se vai nella stagione sono d'accordo con te, ci metto Juan Jesus, Lobotka, Kvara, perché poi i numeri parlano di un giocatore che ha giocato anche da solo in partite assurde. Meret mezzo e mezzo, cioè adesso sta facendo anche delle buone prestazioni, ci sono state partite in cui non ha convinto. E il resto sì, male, maluccio, Osimhen finché
prima della Coppa d'Africa, bene o male, garantiva qualche gol, ma anche lui male. Politano, ecco, quelli che avevano cominciato bene, Zielinski se n'è andato a scendere, Politano aveva cominciato bene, mantiene un livello medio, medio alto a volte, medio basso altre volte. Bah, hai ragione, sono d'accordissimo con te. Allora, forse sbaglio io, ma per me Raspadori non è una prima punta, non puoi crossare, non puoi lanciargli il pallone addosso, dovrebbe giocare trequartista. Wolbus, hai ragione se tu intendi il piano gara solamente con i cross e che non puoi lanciargli il pallone addosso. Lanciare il pallone addosso, ma se gli arriva il pallone, Raspadori è anche in grado di mantenere alle sue spalle il difensore che ti attacca e smistare. Lo può fare, come lo faceva Mertens, come lo possono fare tanti giocatori che non sono alti e grossi. A Lautaro non gli puoi lanciare la palla in profondità così addosso, oppure i cross, però sono dei giocatori più piccolini con cui devi sviluppare un altro tipo di gioco. Può fare la prima punta, però o gli affianchi un'altra punta importante, vedi come fa l'Inter con Lukaku, con Tauraro, con Thuram. Il Napoli lo può fare benissimo, Raspadori Simeone o anche Raspadori Osimhen, si può fare benissimo. Se lo lasci da solo è chiaro che perdi tutta una serie di giocate che il Napoli conosce, che sono i cross al centro, che anche una pallata che l'anno scorso si faceva e Spalletti non disdegnava di farla, la pallata ogni tanto, quando ti vengono a prendere forte addosso e ti pressa, pallata, hai perso 2 o 3 giocatori, 2 o 3 distruttori di gioco che sono andati a distruggere nel vuoto e ti puoi trovare in superiorità numerica, ma deve essere codificato e devi avere un giocatore che la pallata la gestisce. Raspadori non può gestirla, quindi sotto questo punto di vista non l'ho mai paragonato a Mertens, non ti permettere proprio. Ma sì, anzi, se chi mi segue su Instagram o su Twix su Twix hashtag Twix il Candy, ho postato il gol che ha fatto oggi Mertens, una roba inspiegabile, e io ho scritto: dopo Diego c'è solo Mertens, c'è solo Driss, e tutti uguali, ma quando mai Kvara, ma quando mai Higuain, c'è Cavani, dopo Diego c'è Dries Mertens. Poi possiamo approfondirla la cosa, possiamo approfondirla senza dubbio. Alessandro, che generosità, e c'hai pure un taglio di capelli alla Mertens, più o meno, se guardo, se stringo gli occhi somigli pure. Io a tratti ho visto una squadra che ha giocato una partita tanto per giocarla. Il primo tempo la stessa sensazione. Osimhen a un certo punto sembrava fare il vice di Calzona, ma non è entrato. Abbiamo pareggiato, dovrei essere felice ma non ci riesco. No, e che vuoi essere felice, amico mio? E qua è chiaro che un pareggio contro l'Inter lì a San Siro in altri tempi tu dici però sai, abbiamo una tradizione molto negativa contro l'Inter a San Siro, le perdiamo quasi tutte, un pareggio fa statistica positiva per il Napoli. Ma visto la stagione, tu le 10 finali le devi vincere se vuoi vincere il trofeuccio della qualificazione in Champions, che non è un trofeo, ricordiamolo ai tifosi e al presidente, non è un trofeo la qualificazione in Champions. È chiaro che il pareggio dovresti ma non si può, perché almeno dovresti vedere una prestazione convincente e non c'è stata. Quello che mi dici tanto per giocarla era più o meno quella sensazione che mi ha dato il primo tempo, perché non avendo possibilità di cross molto spesso sembrava che cercassimo di affondare e poi devi tornare indietro, perché non puoi poi finalizzare, no? Non puoi avere l'ultimo passaggio che va così. Si deve squagliare l'Inter, devono andare in confusione tutti i difensori e i centrocampisti per aprire dei varchi che non si sono aperti, e quindi sembrava proprio che fosse una partita così, tanto per farla, e poi magari nel secondo tempo ci inventiamo qualcosa. E l'idea, secondo me, di Calzona era precisa, cioè tiene a mano Raspadori a stancarsi, ha fatto tanto pressi, si è fatto un cuore così, e poi 74esimo metti un crossatore Mario Rui, metti un Simeone che è uno stoccatore di testa, che almeno qualche partita te l'ha risolta così. Questa deve essere stata l'idea di Calzona, se ne ha parlato
fatemi sapere, però è chiaro che è un po' pochino, cioè io mi posso aspettare anche che si potesse iniziare proprio così dall'inizio, però così è andata. E grazie mille Alessandro, e grazie mille anche Midori. Buonasera. Com'è possibile, secondo te, viste le prestazioni che Anghissà che Anghissà sia sempre titolare? Perché in uscita sembrasiani siano sempre troppo alti? Com'è possibile? E vuol dire che in allenamento Caiuste non ti garantisce nemmeno il 50% di Anghissà. Vuol dire che un allenatore dice: che faccio? Faccio giocare a uno che... E vuol dire anche che il problema di Osimhen era grave, perché altrimenti avrebbe messo lui, e invece evidentemente è una cosa su cui bisogna lavorare e voleva arrivare a questa sosta senza rischiare di fargli male. Vuol dire che Caiuste non ti ha dato niente, vuol dire che Dendoncker non può fare la mezzala assolutamente, che non vuoi cambiare modulo, lo abbiamo capito, lo abbiamo accettato, ma vuol dire che tutti i sostituti non ti garantiscono nemmeno un Anghissà, perché lo vede, no? Quando si è scaldato Caiuste ho detto ok, adesso esce Anghissà, ma esce Traoré, perché? Perché fisicamente sta più inguaiato di Anghissà. Almeno Anghissà riesce a completare la partita, anzi, come ben sapete, come ben avete visto, Anghissà diesel va in carburazione, cioè finisce meglio di come la comincia, perché fisicamente, perché si gestisce, non va in affanno, anzi fisicamente regge sempre e reggerà sempre. Però è l'atteggiamento, è l'essere fuori dalla partita molto spesso, sembra che il fatto non è il suo. Purtroppo questa è una cosa generale, a turno riguarda un po' tutti. JJ ha accusato Acerbi di aver detto beh, qua amico mio, e che ti devo dire? Non penso che se la possa inventare, perché Juan Jesus è nel calcio da anni e anni e anni, avrebbe potuto farlo ad ogni partita, ma se l'ha fatto adesso vuol dire che qualcosa Acerbi gliel'ha detto, non posso immaginare. Bene che abbia segnato proprio lui, mi fa piacere, e le polemiche vorranno che dobbiamo vedere se l'ha toccata, usciranno mille replay per capire se la tocca Darmian o la tocca Di Lorenzo. Ci sono state altre volte in cui hanno dato cambi di rimessa al contrario, anche calci d'angoli al contrario, dove la tocca non la tocca e l'arbitro dice ho visto io, e non hai visto niente. Però non interviene il VAR per queste cose, e quindi ci saranno grandissime polemiche che mi toccano proprio zero, perché l'arbitraggio è stato molto molto negativo nei nostri confronti, quindi non ce la faccio. Anzi, aggiungo però, attenzione, se non ci fosse stato il fuorigioco di Thuram, quello di Rachmani era rigore, e il rigorino di rigore su Rachmani ci poteva anche stare. Diciamole tutte le cose, diciamole tutte. Poi è chiaro che l'Inter non ha bisogno di questo e di quell'altro per vincere, devono batterci nettamente per come stiamo messi, però alle volte sai, nessuna polemica, allora se nessuna polemica meglio. Due cose: JJ viene premiato da Giangiustino, prestazione top. JJ cerca di stemperare l'insulto di Acerbi nell'intervista dicendo che è un bravo ragazzo e si è scusato. Bene, allora bravissimo 2 volte qua Jesus. Con Simeone saremmo stati molto più pericolosi, comunque, ma quanto li hanno lasciati picchiare? Certo. Pachi, spero che tu stia meglio. Sì, abbiamo visto le tue cose tra il gruppo degli abbonati. Ti mando un bacio enorme, sono contento che ho beccato il tuo messaggio e sono contento che almeno il Napoli non ha perso, perché gli intossichi alle volte arrivano tutti insieme, almeno questo. E sono d'accordo che probabilmente con Simeone almeno potevi fare qualcosina in più a livello di cross. Ci sono state anche partite in cui Simeone non ha inciso, dobbiamo dirlo, e anche altre partite dove Raspadori da prima punta si gira e tira e trova lo spazio e funziona. Ha tirato una monetina, secondo me, Calzone, l'ha decisa così. Camma fa. Un abbraccio a Pasquale, esatto, da tutti. Antes, ciao, direi
che non si sia stati capaci di approfittare della paura che avevano. Noi li abbiamo fatti giocare a pallone, loro hanno giocato a rugby. Sì, vabbè, ma ragazzi, l'Inter è così, non è che ci potevamo aspettare che ti lasciano il pallone e ti fanno andare in scioltezza. L'avete visto Barella, no? Entra, perde il pallone, brioscina che gli fa anche trovare, ti entra da dietro in scivolata senza guardarlo nemmeno il pallone. Sono giocatori mentalizzati così da sempre e sono cose che non è che è una questione di DNA, sono le società che ti mentalizzano così. E se mi hai superato, a terra, vai a terra e l'azione non la concludi. Se la concludi l'azione è perché non sono riuscito a prenderti. Quindi l'Inter è sempre così, è sempre stato così e molte squadre sono sempre state così. Noi non siamo così. Noi giocare a pallone di fino, molto spesso anche leziosi, bellini, il passaggio, eccetera, eccetera. E se uno ci supera, dice, mi ha superato, sei stato più bravo tu. Purtroppo è così. Caius scelta fisica, visto che avevamo Raspa davanti, in quel conciliabolo in panchina, secondo te Ziero non voleva entrare o Calzona ha detto che non poteva inserirlo per il tipo di partita? E che bella domanda, cara Valentina. Che ne so, Ziero che non vuole entrare, non credo, si faceva uscire un affaticamento muscolare, ma ci sarebbero state polemiche comunque. Secondo me era da evitare un altro pensiero e un retropensiero, perché poi Calzù, che fai giocare a Zielinski proprio contro quelli là, e se Zielinski si trova davanti al portiere e non tira, come è successo in altre volte, dice perché i suoi prossimi non si doveva creare tutto questo, quindi non poteva essere la partita di Zielinski. Siamo noi romantici che vogliamo immaginarla così, che proprio quello che ci lascia può fare, ma in un'altra occasione, in un'altra situazione di un Napoli più normalizzato non poteva accadere questa volta. Scelta fisica, ma perché c'hai Raspa davanti? No, perché entra al 70esimo, ma al 74esimo entra Simeone. È la scelta di chi non ha nessun altro, di chi non può mettere nessun altro lì, perché non c'è altro da fare. Il conciliabolo non lo so. Punteresti su Caprile, buon portiere monotato? Allora, o mi hai letto, caro amico, 500 lire nel carrello, che sfizi. Se non mi hai letto nel pensiero, perché è quello che ho detto su Twitter e agli amici abbonati a fine primo tempo della partita dell'Empoli, a fine primo tempo, quando aveva fatto quelle 3-4 parate, tutti quanti Caprile o mostro, però tutte le parate sui piedi degli attaccanti, e tant'è vero che poi il gol nel finale arriva in maniera simile. E Meret ha fatto 2 parate simili alla Caprile oggi nel primo tempo, tant'è vero che loro ribattono un'altra azione. Meret ha fatto una partita, secondo me, alla Caprile, nel senso il Napoli squadra più piccola che subisce più occasioni, e quindi il portiere della squadra piccola che viene spesso impegnato risulta il migliore in campo e si porta un buon voto a casa, cosa che succedeva spesso a Taglialatela per quelli tifosi più anzianotti. Grande portiere, però se magari prendeva un tiro poteva anche prendere gol. Quindi Meret alla Caprile, però Meret quando para un paio di parate le ha fatte belle verso l'esterno, quelle centralmente mi fanno paura. Gegè migliore in campo senza dubbio, Di Lorenzo si deve sedere un po' in panchina senza dubbio. Che ne pensi di Martinez? Buon portiere, mi piace assai. Scuola a Barcellona non lo sapevo, mentalizzato per essere tecnico, mi piace assai, io ho visto personalità e gioca bene con i piedi, non male, veramente non male. Inutile dire che se ci fosse stato uno qualunque dei nostri al posto di Barella avrebbero steso rose rosse e tappeti per trovare bravo, è così. Perché non ce lo dobbiamo nemmeno inventare, Vincenzo, cioè lo abbiamo visto più e più volte abbiamo detto speriamo che almeno hanno imparato la lezione, e poche volte abbiamo visto che hanno imparato la lezione. Allora, Di Lorenzo in panchina, ma poi me lo ricordo, è certo che me lo ricordo, è per questo che io non do la colpa a Calzona, né a Di Lorenzo né a Mazzocchi, è la società che ha scelto un vice Di Lorenzo che non è un vice Di Lorenzo, che è un giocatore che non è paragonabile, e allora può essere anche che è il procuratore che dice sentite,
Il terzino di riserva deve essere scarso, perché il mio assistito deve assolutamente giocarle tutte, non può essere messo in discussione, e ti faccio anche il contratto come vuoi tu. Devo pensare che sia per forza così, altrimenti non si spiega. Fermati e non scrivere, Fabio, che cazzo, non lo scrivere perché ti banni tutto, ma dai. Cioè, capite che anche se non lo intendi tu, è un problema per te stesso. Dai, ascoltiamo un vocale sperando che non ci siano parole censurabili. Ciao Valerio, ciao a tutti. Allora, Calzona, like. A me mi pare Sarri 2.0. Sarri, sì. Cambi ruolo per ruolo, nessuna variante tattica. Mai. Tiene 700 attaccanti in rosa e Coro continui con questi tre centrocampisti. Cioè, ma poi ogni volta che c'è il rinvio dal fondo, uscita a 4 in linea, ma non si esce più così da una vita. Lo so. E come vuoi uscire? Devi solo scaricarla sul terzino, lui la butta e hai perso palla. Bah. Hai ragione, ciao, amici bellini. Aspetta, France, hai ragione, l'uscita deve essere fatta meglio, e poi contro le squadre che ti pressano così alte e ti pressano anche il portiere, devi avere la possibilità dello scarico, quindi non lo so se con il tempo la puoi fare meglio, questa è roba che la devi allenare giorno per giorno, la dovresti allenare tutta un'estate e magari poi ti esce bene. Però sì, il fatto che somigli a Sarri per alcune cose sono d'accordo. D'altronde, ragazzi, io poi non lo so le dinamiche come funzionano, se lui ha avuto l'offerta della Slovacchia e non voleva rimanere, o se Spalletti ha voluto cambiare collaboratore. Calzona è stato il secondo di Spalletti il primo anno, ma non il secondo. Chiediamoci se può essere una scelta di Spalletti, se è stata una scelta di società, se è stata una scelta di Calzona. Però dov'è che il Napoli poi ha sistemato tutte le cose? L'ha sistemata l'anno scorso con Spalletti. Un paio di domande me le faccio anche su Calzona, onestamente. I cambi in Gonge e Lindstrom che non gira una palla, l'ho visto, sì. Al 92esimo, 7-8 minuti prima, sì, però secondo me questo è Calzona, cioè un po' conservativo, e finché vede un equilibrio non cambia. E lui si è spiegato che non riesce a cambiare modulo per non confondere di più i calciatori, che secondo me è una risposta che io accetto, però a volte anche invece di affidarti solo al modulo e solo alle pedine, affidati anche agli uomini, no? Gli uomini che hanno un pochino più di... Per esempio, Gonghe ha il feeling con il gol. Se tu vuoi veramente giocarti tutto per tutto, secondo me Gonghe ha più feeling con il gol di Politano. Lo metti vicino Simeone un pochino più presto e qualcosina succede. Su Lindstrom, onestamente, aspettiamo l'anno prossimo, ma tanto è. Abbiamo fatto comunque una partita dignitosa. Traoré ha fatto una bella partita, Juan Jesus ha fatto un'ottima partita, tutti i gol. Spero che non sia vero quello che si sta vedendo su Twitter adesso con il fatto che si dice che quando si è fermato il gioco per 1 o 2 minuti con il battibecco Juan Jesus Acerbi l'abbia chiamato come l'ha chiamato. Non lo dico nemmeno perché sennò magari ti blocca il canale, realmente di no, perché sai, chi assist out, ma poi fra Acerbi in caso bisogna vedere se è vero o meno, e poi lo stadio con Cori contro Napoli, assist out un paio di palle sinceramente. Comunque ho visto un Inter anche un po' sottotono, secondo me l'ha subito un po' la botta dell'eliminazione dalla Champions, hanno gestito, però abbiamo fatto comunque una partita dignitosa. Peccato perché se avessi vinto col Torino con i secconi mani non si va da nessuna parte, ma se avessi vinto col Torino questo sarebbe stato un ottimo pareggio secondo me. Buonasera amici. Certo, Fabietto, ma ho anche paura di ascoltare, perché se tu riporti le parole da detto stampa, riporti le parole precise, tengo paura. Sì, io avevo detto che insomma cambiava pochino
È chiaro che lo puoi subire il contraccolpo, e come vedete l'ha subito il contraccolpo in qualche modo, anche a livello semplicemente freddamente di risultato l'hai subito il contraccolpo, però purtroppo l'abbiamo subito anche noi. Questo è successo. È particolare, insomma, che proprio nel momento in cui escono tutti e due ci siamo dovuti incontrare subito dopo, e quindi loro si sono scrollati un pochino questa cosa. Comunque siamo i più forti in Italia, hanno fatto la solita partita, però non hanno tenuto fino alla fine, e noi siamo sempre molto a fare le pulci sulle cose. Chi doveva marcarlo, Juan Jesus lì che stava solissimo, la spizzata, che poi non è stata nemmeno una spizzata, perché secondo me il pallone a Juan Jesus finisce da un colpo di testa a loro, quindi tentativo di spazzare, e poi non riescono. Anche lì fate le pulci ai vostri giocatori, chi si doveva prendere Juan Jesus. Luigi, next year, Caprile, Zirkzee, Jonathan David, Albert, Calafiore. Allora, Caprile sì, perché è tuo, e quindi ci sono ampie possibilità. Zirkzee è il nome che sta sulla bocca di tutti, è troppo tardi, non penso proprio che il Napoli abbia intenzione di andare poi a fare un'asta perché lo vogliono tutti. Jonathan David è un altro di quelli che si è sempre detto, perché tutti i sostituti che trova il Lille poi dopo convincono, e Lille è un bello scouting. A me piace tanto, molto, molto tecnico. Non lo so che tipo di stagione sta facendo adesso, però ci può stare che ci sia il ritorno di fiamma. Gudmundsson è un grandissimo giocatore, però lì siamo pienissimi, perché un altro trequartista deve giocare libero dietro la punta. Se lo metti in una zona lo dovresti mettere in zona Kvara, a destra non credo che funzioni. No, non fa per noi, fortissimo, non fa per noi. Calafiori anche lì, grandissimo difensore, duttile, può fare il terzino, può fare il centrale, si butta in avanti, giocatore moderno, modernissimo, con personalità, mi piace tanto. Anche lì credo che si farà un'asta, a meno che insomma il Bologna può mai smobilitare tutto se effettivamente va in Champions, qualcuno se lo deve pure mantenere, quindi sarà difficile, sarà una bottega cara probabilmente. Skorupski per esempio secondo me non ha niente da invidiare. Ecco, Skorupski, se avessi un grandissimo portiere davanti sarebbe un secondo perfetto, proprio di grande affidamento, e lo vedo anche molto che tutto il lavoro con Motta sta diventando anche molto più sicuro con i piedi. Terracciano mi convince di meno. Terracciano ha tenuto in piedi la Fiorentina tante volte, sta facendo una grande stagione, però mi piace molto di meno. Disarmante è la parola giusta per Anghissà, molto spesso è proprio così. C'è penuria di like, spolliciate, ragazzi, like, perché poi ascolto un altro vocale. My like, pure io mi sono stancato. Sarei contento anche di vedere una difesa a 3 però con modernità, come fa l'Inter, come fanno altre squadre, come faceva anche lo stesso Palladino. Adesso Palladino sta anche aumentando il range delle sue possibilità tattiche, sta provando anche a 4, e gli allenatori moderni non è che si fermano di fronte a un solo modulo. Sarei contento di vedere qualcosa di diverso. Un 4-2-3-1 è quello che più è logico secondo i giocatori che abbiamo in rosa adesso, perché siamo zeppi di questi trequartisti e non abbiamo grandi mezze ali, quindi sarebbe più logico giocare così, con 4 a centrocampo, o 2 che poi diventano 4 alla fine, con una mezza punta, e la mezza punta, il sottopunta può diventare anche una punta vera e giochi a 2 punte ogni tanto, quindi fai un 4-4-2 classico con le ali che vanno, sarebbe interessante. Ok, lo posso ascoltare? Fa pure Fabio questa. Ciao Valerio, lo so, lo hai già detto a inizio live, la cosa di Juan Jesus, che chi mastica un po' di calcio sa che stasera segna Juan Jesus, e io in live nella chat degli abbonati ho detto Lautaro non ha toccato palla grazie a JJ, e adesso voglio anche il gol dell'ex, 2 minuti e segna Juan Jesus. Bravo. Lui, Meret e Lobot che stasera migliori in campo. Senza scelta scellerata di Raspadormi, perché per me Raspadormi che non si mette a Milano contro giocatori di 1,90 m e passa come la difesa dell'Inter che fa blocco centrale. Secondo me Garcia, Mazzarri e pure Calzone credono che questo sia il Pocio Lavezzi, perché altrimenti non
riesco a trovare una spiegazione. Pareggio inutile, la Champions è influita, si è vista. Forza Napoli. Sono d'accordo, Fabietto. Adesso ascoltiamo Time Paradox. Raspador mi fa ridere, però non ha dormito, e lo so che non intendi questo. Ha fatto la partita Raspadori, ha fatto tante rincorse, è venuto in mezzo, all'inizio ha tentato di rendersi pericoloso, non era proprio la partita. Io quello ho scritto speriamo di dover parlare di un Calzona geniale che indovina la mossa a sorpresa e Raspadori ti fa un paio di gol e l'Inter si trova spiazzata da questa cosa qua. L'Inter si adatta, se c'è Simeone stringi un pochino la marcatura, se c'è Raspadori lo vai a coprire, si crea automatica una gabbia intorno a lui e prendi pochi palloni, quindi non sono d'accordo, cioè non mi è piaciuta la scelta, lo dico onestamente. Allora, la prima finale, bravo, bravissimo Davide. Come funziona? Se sono 10 finali, chi la vince? Chi lo alza il primo trofeo? Vedi che diventa una cosa proprio... è mortificante per la gente che usa il cervello. Inter molto stanca, dovevamo approfittarne, sono d'accordo, loro hanno avuto anche un giorno in meno di riposo, per essere onesti, ma si vede che siamo stanchi anche noi. Se tu prendi singolarmente, no? Traoré sembra stanco, lì lo sappiamo, c'è un problema di preparazione importante. Di Lorenzo stanchissimo, credo anche mentalmente. Rachmani, Juan Jesus molto di meno. Per me Rachmani oggi è stato disastroso, lo dico sottovoce, ma male. Ha perso tutto quello che doveva perdere. Più e meno, Olivera più e meno. Ci sono state delle cose che di fisico, qualche colpo di testa, qualche diagonale che gli è riuscita, così la qualità proprio non ne ha, e alle volte qualche erroruccio, qualche sbavatura, quindi più e meno agli sali. Abbiamo parlato ampiamente, Lobotka sempre sugli scudi, Traoré più e meno per i discorsi di prima, Politano più e meno, Raspadori si è fatto il cuore ma senza incidere, e Kvara anche ci ha provato ma molto molto isolato. Lindstrom grande Giuliano, un tuffo nella memoria, nei ricordi, mi ricorda il Guallarito Sosa. Sai che non hai torto, è un po' più lungo Lindstrom. Sosa era un po' più era meno alto. Lindstrom c'ha questa longilineità, no? Che sembra pure che si spezza. Io veramente non lo so. Tutti che ne continuano a parlarne bene, poi non salite sul carro di Lindstrom un domani nel futuro, così. Io ripeto, voglio vederlo in un contesto di squadra che funziona, voglio vederlo che non deve sempre subentrare, voglio vedergli fare 1, 2, 3 partite da titolare, non chiedo tanto, ma 3 partite da titolare per darmi... Una la fai contro una piccola, una la fai contro una grande, una la fai a sinistra, una la fai a destra, e almeno uno valuta 90 minuti seri. Pietro Topo, benvenuto. Immacolato Scognaviglio, benvenuto. Iscrivetevi al canale, fate bene. Quindi voglio aspettare prima di dare un giudizio definitivo, ma si può dire che finora è stato deludente? Credo che si possa dire. Fanimo, benvenuto. Iscrivetevi, non vi preoccupate. Trovate il canale Telegram per le notifiche in descrizione. Ad oggi Folorusso e Beckham, stima per Zielo e Demme umiliati. Roma ha salvato una stagione, ricordo ancora quando Dybala doveva venire da noi, ma ha scelto il progetto. Sì, pensa un Paolo da noi. Non lo puoi sapere, amico mio, perché i problemi fisici che ha e continua ad avere Dybala, poi magari per quelle partite che gioca risulta decisivo e ti fa la differenza. Però secondo me era un rischio che il Napoli non si poteva accollare. Capisco la scelta di non affondare lì, poi non so se lui voleva venire, non so se il Napoli ci ha mai provato seriamente, ma non mi sono strappati i capelli quando non è arrivato, nonostante sia un giocatore sublime, di una tecnica eccezionale, che come tira lui ce ne sono pochi in Serie A. Folorusso e Beckham nel Verona, sì, senza dubbio, sta dimostrando di poter fare il giocatore di Serie A tranquillamente. Devi sempre vedere nel Napoli la maglia quanto pesa diversamente, e devi vedere dove lo vuoi mettere tecnicamente e tatticamente, perché questo è un altro che va capito. Il ruolo, può fare la mezzala, c'ha fisico, però tende ad essere più offensivo che difensivo, poi farà un po' di tutto sicuramente, sì, purtroppo
più inutile di Vargas, non lo so, non voglio essere tranciante, ma non ha trovato spazio con nessuno e un paio di domande me le faccio, sia per lui, sia per Nathan, sia per Cajuste. Aspettiamo i nuovi prima di giudicare, non dimentichiamo Koulibaly, Fabian, Lobotka, Lozano, eccetera, tutti i pacchi al primo anno. Fabian cresciuto sicuramente, Koulibaly anche ha dovuto fare il suo percorso, Lobotka non era un pacco, Lobotka ha avuto dei problemi fisici importanti, io lo ricordo bene, sapete perché? Perché sono andato a rivedermi i miei stessi video quando partiva Dem titolare, perché ebbe un impatto positivo e ogni tanto Gattuso lo utilizzava Lobotka. Sto parlando però non dell'anno di Gattuso, sto parlando nell'anno dell'ammutinamento dove Gattuso subentrò e si alternavano ogni tanto. Io vi dissi, mi sembra che Dem faccia più fase difensiva, Lobotka anche qualche lancio lungo, e si potevano alternare. Poi ebbe dei problemi fisici secondo me importanti, lo ricordate quando diventò Bobotta? Ebbe dei problemi che Dem stava facendo bene, aveva più logica non farlo funzionare. Lozano il primo anno male, anche lì non sono sempre completamente d'accordo, è l'anno sempre di Ancelotti, quindi lì ci disse Gattuso questo tira e cade, inciampa, bisognava lavorarci, però di quello che vi prendo di questo messaggio è che certo devono crescere, i giocatori possono migliorare, si inseriscono. Se noi teniamo negli occhi il primo anno l'impatto di Kvar, è chiaro che ci sembrano tutti dei pacchi, e l'impatto di Kim è chiaro che ci sembrano tutti dei pacchi, questi qua che non impressionano subito, ma guardando anche negli altri orticelli, il primo anno di Leao molto male, il primo anno di De Catelare, qualche altro i primi anni magari di Lautaro mica funzionava così. Quindi sì, serve un po' di tempo per aspettare e serve un contesto in cui le cose funzionano un pochino meglio. Bravo Darion, anche quello non facile, sicuramente non facile. Allora era alto anche Guararito Sousa. Sì, 3 centimetri non fanno la differenza. E secondo me è proprio una questione che è smilzo, capito Giulia? Cioè che ha proprio pochi muscoli e il fatto che sia smilzo, sia proprio magrissimo Lindstrom, sembra che è più alto anche, invece 1,82, insomma. Simeone sembra più tarchiatello, prendimi anche l'altezza di Simeone, eppure Lindstrom sembra più alto. Vuoi vedere che più o meno stiamo lì? O magari Simeone è più alto però sicuramente di test chi ci va Simeone, non ci va Lindstrom. Quelle poche partite che abbiamo vinto pareggiato abbiamo fatto con i singoli, ora si è passato all'estremo di totale staticità del modulo ruolo per ruolo, ma una via di mezzo non c'è, non ci può essere, caro Pasta e Chase, che bel nick, non ci può essere quest'anno così va, non c'è il tempo per reimpostare, per cambiare, per lavorare su cose particolari, non ci sta proprio il tempo più. Se avessi scelto Calzone al posto di Mazzarri, forse, ma non ve lo posso dire con certezza, avresti avuto un po' più di tempo per lavorare, un po' come è successo a De Rossi, che entra con un po' di partite facili davanti, quindi anche la scelta di farlo entrare in un momento diverso rispetto a quando hai buttato dentro Mazzarri con un filotto di partite impossibile, hai buttato dentro Calzona subito con il un giorno e il Barcellona, quindi anche nelle scelte di esonerare si poteva far meglio, onestamente. Quest'anno deve andare così, ragazzi, e ve l'avevo detto, ci saranno esploit, ci saranno momenti in cui facciamo delle belle cose, ci saranno momenti in cui ci emozioniamo e momenti in cui ma che arriva la depressione, ma voi like li dovete lasciare. 1,80 il solito, ti rendi conto che sembra più alto Lindstrom, ma molto più alto, è il solito, però 1,80 salta di testa ed è pericoloso. I chili 1,80 per 81 si fa 30 kg, fa sembrare più alto, certo, è normale, è normalissimo. C'è stato un nuovo, fatemi capire, Francesco, sei un Francesco che già c'eri, un Francesco che è un nuovo Francesco e che sei diventato uno sponsor. Se sei diventato uno sponsor mi devi scrivere su Telegram in privato @ValerioFluido e ti aggiungo dopo la live al gruppo dedicato agli abbonati. Okur, hai sentito la possibilità della sesta
nel caso la nostra quinta in classifica vinca la Champions, è amico mio, e sono asciutto tutto qua l'italiano dalla Champions. Si poteva pensare, sì, la quinta, forse non ho capito bene la domanda. C'era la possibilità della sesta squadra, ma adesso non c'è più. Spiegamela meglio. Ah, già c'eri. Ok, Francesco. Un bacio. Ciao a tutti e forza Napoli. Spiega bene perché non ho capito. Ma secondo te Osi andrà in nazionale se non sta bene? Non lo so, mi pare che una amichevole è saltata, quella della Nigeria. Mi pare che anche la Nigeria aveva un'amichevole negli Stati Uniti che mi pare forse saltata. Credo che abbiano altre cose. Non mi sorprendo se prende parte lo stesso. Non mi sorprenderei, ma sarebbe il caso. Adesso vedremo, perché ci sono altre situazioni di giocatori mezzi infortunati che non partono come sempre e vengono gestite in maniera diversa. Non credo che Juan migliore in campo. Li prenderò tutti questi commenti onesti di Juan Jesus migliore in campo, perché se li merita. La sesta squadra potrebbe essere l'Atalanta, vincente Europa League, ma che non arriva tra le prime 5. Ah, quella che va in Champions da vincente Europa League. Chiarissimo adesso, sì. Però c'è il Liverpool, c'è il Milan, c'è la Roma. Screenshot sulle facce dei ragazzi nel tunnel entrando per la ripresa. Sì, Sasso, ho preso... Guarda, ve la faccio vedere in anteprima. Al di là delle facce nel tunnel così... i sorrisi, no, Mazzarri ha fatto ritrovare i sorrisi. Questi sono sorrisi che non sono piaciuti tantissimo a me. Cioè, riscaldamento, Nathan, Osimhen, che sono l'unico teso con la faccia che lo sorrideva era Zielinski. È troppo forte sta cosa. Tutti sereni e tranquilli. Stai perdendo con l'Inter, stai facendo brutta figura, ti stanno strappando lo scudetto da dosso. Vedere i sorrisi mi sembra che non te ne frega niente. E dobbiamo compenetrarci del fatto che sono ragazzi che probabilmente noi ci stiamo malissimo, ma là in quel momento loro sono dei ragazzini che giocano col pallone e se ne fregano ampiamente. Ci sono giocatori che prendono le sconfitte in un'altra maniera, non tutti. Sappiamo che Osimhen vuole sempre vincere, non ci sta a perdere, si incazza quando è in campo. Quando non sono in campo, noi stiamo male, loro molto meno. Si può dire? Penso che non si offende nessuno. Se la Lazio vince la Coppa Italia con la giunta del quinto posto, andiamo 6 in Champions o qualcuno si sostituisce? No, la Coppa Italia ti manda in Europa League. Era quella che vince l'Europa League che va in Champions League. Perché hai venduto Elmas era a San Siro, Elmas stava a Napoli, vabbè, ma Elmas, oltre perché hai venduto Elmas pure voleva andare, basta, si è scocciato di essere sempre la seconda scelta di tutti gli allenatori, sempre il 12esimo, che se lo tratti bene, se gli dai un contratto, se lo valorizzi anche e lo gratifichi anche con un contratto a salire, è chiaro che Elmas ti dice, vabbè, ci posso anche pensare. Ma se nemmeno questo, se hai la sensazione che il Napoli si vuole liberare di te e non puoi puntare, c'è stata un'occasione, il Napoli è stato contento, Elmas è stato contento, ciao. Il problema è sostituirlo, cioè io non posso prendermela con il Napoli se il Napoli riceve un'offerta da 25 milioni per Elmas e Elmas se ne vuole andare. È giusto, è nella logica delle cose. Lo devi sostituire subito però, ma non con Traoré, perché Traoré può essere il sostituto dell'anno prossimo e non se stai nelle problematiche con Zielinski. Lo devi sostituire subito, ma con un giocatore pronto, e non era nemmeno Samardzic. Ecco perché non ci sono le idee chiare, ecco perché serve un direttore sportivo. Non ce la vogliamo prendere con Meluso perché Meluso non fa nulla, fa tutto ADL, benissimo, serve un direttore sportivo che capisca le caratteristiche, serve una mezzala che si butta dentro, che ha tutte le caratteristiche che ha Elmas, non ce le ha né Traoré, né Dendoncker, né lo stesso Samardzic. Vi renderete conto che non si può fare il mercato così. Ecco perché noi ci auspichiamo prima l'arrivo di un direttore sportivo che capisca di calcio e poi di un allenatore. Poi l'allenatore lo sceglie De Laurentiis a intuito suo, come ha sempre fatto, benissimo.
però dividiti i compiti con un direttore sportivo e fa sì che il direttore sportivo e l'allenatore siano in perfetta sintonia, in modo tale che tu puoi fare il presidente, perché io voglio che De Laurentiis sia il nostro presidente, stacchi gli assegni, decida le linee di condotta, ogni tanto un'uscita colorita, ci va bene tutto. Non fare quello là che prende tutte le decisioni, perché non ci siamo, e poi alla fine ti sei preso questo rischio, ti innervosisci, ti sfugge tutto di mano e fai brutte figure, perché poi vai in escandescenza e arriva la resa dei conti. Tanto è. Barelli di DAZN: infatti mi raccomando, non è da rigore, con la punta tocca la palla, nessun fallo. Vabbè, meno male, perché io dal primo replay che ho visto vedo che prende il piede. Poi magari loro hanno altri replay. Barelli è sempre quello che i rigorini non li voglio dare, quello era un rigorino, quindi meno male. Sembra il Napoli dell'anno scorso, ma con quel potrei ma non voglio. Potrei ma non voglio, non vorrei ma non posso. Secondo me non è che non vogliono, Ciro, è impostato come l'anno scorso, perché c'è il concetto di gioco dell'anno scorso, ma c'è il fatto che si è distrutto tutto, e se non è l'abitudine a fare quelle cose, le ripetizioni ti funzionano a metà, e quando ti funzionano a metà è chiaro che gli avversari ti risultano più forti, più sul pezzo. Ricordiamo che siamo anche fuori da quelle cose, e questa è una cosa che il Napoli soffre spesso. Quando non lotti quando lotti per il titolo vai in Champions, quando lotti per la Champions non ci vai. È capitato troppe volte, e quindi perdi un pochino il contatto con quello che sono gli obiettivi che poi smuovono il sangue nelle vene dei giocatori. Io non credo che non lo vogliano fare, però subconsciamente non riesci a dare il 110% che davi l'anno scorso, perché l'anno scorso Kvara faceva quella rincorsa col Sassuolo e probabilmente finiva anche lui in aria con Darmian. Secondo me, non me la sto prendendo con Kvara, figuriamoci, è l'ultimo dei nostri problemi, però parlo di collettivo, tutti quanti, nessuno che si ferma. Invece a turno si ferma qualcuno, e visto che a turno non te la puoi prendere con uno, non è mai uno il problema. Abbiamo tolto quando adesso la difesa, risolviamo tutti i problemi. Non è così, deve essere un effort, uno sforzo collettivo. Il timore che il desiderio di Elmas a giugno possa essere desiderio di tanti, troppi, forse può essere un bene, ma senza di esatto, che molti vogliono andare, che hanno esaurito, quelli che hanno vinto, quelli che non sono, che poi i nuovi devono restare. Oramai l'hanno fatta la scelta, hanno il contratto abbastanza lungo. Nathan, Cajuste e Lindström li devi se trovi qualcuno a cui piaceva Lindström anche prima, magari puoi fare una... Allora, taglio corto. Valerio, io non ho potuto vedere la partita, premetto, perché causa connessione non proprio buona, quindi la domanda la faccio in base a quello che mi dici tu, riguardo ad Anghissà. Anghissà entra in partita dopo il gol dell'1-1, quindi la domanda è: ma un giocatore che comincia a crederci quando finalmente succede qualcosa di positivo e gioca, tra virgolette, 10 minuti mettendoci la gamba, ma non è proprio questo esempio negativo anche nello spogliatoio, anche magari durante gli allenamenti, magari inconsciamente la prende talmente sotto gamba, dando per scontato un risultato negativo, e nello spogliatoio come può funzionare un giocatore del genere? È un'ottima domanda, amico mio, perché poi non lo sappiamo, perché gli allenamenti non li vediamo e non lo sappiamo se negli allenamenti lui è performante così, però ci può essere anche da parte degli altri, dice questo, le gerarchie oramai sono talmente definite che Cajuste sì, può dare qualcosina in più per sperare appunto di entrare al posto di Traoré. Ma secondo voi nello spogliatoio non sanno già bene o male chi giocherà e chi ha la certezza di avere una maglia e chi no? Secondo me ce l'hanno, e secondo me questa certezza è stato il male di Anghissà, la certezza di non avere un sostituto all'altezza che gli possa mettere un pochino di pepe dietro. Sì, hai ragione, è inqualificabile, è ingiustificabile, ma non è quest'anno Anghissà, perché anche l'anno scorso era così ad un certo punto in alcune partite. Quindi ragazzi, questo è il giocatore che ha preso il Napoli, cioè
che Affarone, il giocatore più forte d'Europa, sì, però è un giocatore che ha girato tutti i 5 campionati, giocatore che ha dimostrato di avere grandi potenzialità, pagato anche un certo livello per andare in Inghilterra, ma se non fa quel salto di qualità nei top club, un motivo ci sarà, e il motivo deve essere questo: potenzialità di altissimo livello non sempre messe in pratica con continuità, uguale squadra media e non squadra top. Adesso però sta andando anche non abbastanza per una squadra media, cioè adesso io mi prendo un Koulibaly della Salernitana al posto di Anghissà, potrebbe performare di più, e capitemi quando dico Koulibaly della Salernitana, perché quelli possiamo permettersi Mazzocchi. Peppe Di Paolo, 22 mesi, 22 i Paz quest'anno, sono cose pazze, assolutamente, Peppino. E anche il numero che fu di Lavezzi e il numero del capitano, e lo guardo che guarda lo scudetto, dobbiamo arrivare a 22.000, così appena arriviamo a 22.000 iscritti il capitano si riprende, altrimenti non lo so. Come lo leggi il momento Juve? Creano molto meno di inizio campionato e subiscono di più. Allegri sta chiaramente accusando, sbottando in intervista. Secondo te rischiano di uscire dalle prime 4? Non lo so, per pochezza di quelle che stanno intorno. Il Milan sta avendo un pochino più di continuità, che il Bologna insidi anche la Juventus. Secondo me, non ho controllato la classifica non la guardo. Però non lo so, in altri momenti abbiamo visto la Juve avere questi down e tutti a dire sta giocando contro l'allenatore, vogliono esonerarlo, e alla fine non viene esonerato mai. Costa troppo e lo sappiamo che lì c'è una questione, però può essere anche che si stiano rendendo conto che sta cambiando qualcosa anche a livello societario e quindi non è più inamovibile Allegri. Ci saranno probabilmente idee, e visto che cambieranno molti allenatori, cambieranno molte panchine, magari sono già esausti e non danno quel di più per lui, e si sono sentiti probabilmente troppo sicuri se Allegri continua a ripetere il nostro obiettivo è il 4º posto, non abbiamo velleità di scudetto, anche lui ha fatto un errore di comunicazione pesante, loro hanno accusato di essere stati staccati dall'Inter pesantemente, e quindi anche quegli esseri umani là hanno staccato tantissimo. Rosso diretto su Kvicia, piede a martello di Barello da Armian. Non lo so, c'è stato un intervento di Pavard, mi pare anche non segnalato, perché poi uno dove è stato ammonito e un altro dove Bastoni, mi pare pure, insomma sono tanti, Angela, i falli che erano al limite dell'arancione, magari nessun fallo era da rosso diretto, però servivano molti più cartellini gialli che non sono usciti, questo lo posso dire tranquillamente. Rivedrò tutto e domani analisi tattica. Salve, diciamo pure che non creano nulla per lanciare il Kvara negli spazi, lui fa merea con gli spazi stretti, è il nostro fuoriclasse, perché non si fa schemi per lui. Caro Donato, io sono d'accordo con te che Kvara è l'unico che alla fine crea cose dal nulla e molto spesso si può liquidare con lui ha il talento e quindi a un certo punto questa è una cosa che Calzona, come Ancelotti, come tanti altri allenatori dicono: arrivato a un certo punto io devo far arrivare il pallone a quelli là che sono i trequartisti, le punte, e poi lì devo anche lasciare un po' di libertà dall'estero del giocatore, ma ci sono giocatori che hanno le caratteristiche di andare, no? Mario Rui va di più verso l'esterno, Olivera quando va più all'interno, allora tu lì devi intervenire, devi dire: se Olivera va all'interno dobbiamo fare un movimento per liberare, quindi si deve spostare, deve andare per esempio sul secondo palo l'attaccante. Sono cose su cui si deve lavorare. Sentite i rumori? C'è un po' di Harley Davidson, se li sentite fatemi sapere. Per la questione tra re, il Napoli ci ha visto giusto, Samardzic non entra neanche con l'Udinese. Samardzic non entra nell'Udinese perché l'Udinese si deve salvare e non può permettersi un giocatore di talento, fanno tutto un altro tipo di gioco. Samardzic non entra neanche nell'Udinese, non mi sembra un argomento
profondo, mi sembra un argomento superficiale. Samardžić ha grandissime qualità e se lo metti in una squadra dove tutto funziona, non una squadra però difensiva con il 3-5-2 tutto fisico senza qualità, Samardžić può fare un'ottima carriera. Ma ci ha visto giusto su Traoré, non mi sembra una cosa logica, nel senso è un giocatore, ma questo è la mia opinione, è un giocatore buono, non ho detto che Traoré è scarso, 25 milioni mi sembrano tanti. Lo stesso Samardžić vi ho detto che non era il giocatore che serviva al Napoli per sostituire Elmas, assolutamente. Ci sono altri giocatori che servirebbero di più al Napoli. Traoré 25 milioni, probabilmente anche va bene, può andare bene, ma ad oggi, quando tu hai detto adesso facciamo il mercato di gennaio e recuperiamo il tempo perduto, è un'operazione di mercato che non ha senso, che non ha alcun senso, perché lo sapevi bene, non è che dici ma c'è il dubbio, no, lo sapevi bene che aveva giocato 40 minuti in tutta la stagione e che quindi al massimo lo potevi utilizzare part-time, e part-time l'hai messo nella lista della Champions per fare il Barcellona. Quindi il Napoli ci ha visto giusto. Mi dispiace Danilo, ma non sono d'accordo, non lo capisco proprio come scelta. In caso di accordo con la federazione slovacca, saresti pro una permanenza di Calzona? Per quanto visto finora, ti dico la verità, io lo preferirei ad Italiano. Allora, preferisco Palladino a tutti e tre. Cioè, se mi metti la possibilità Italiano, Palladino e Calzona, io voglio Palladino. Perché con il Monza sta lì per togliere il posto alla Lazio, o si è avvicinato di più a noi, non lo so, la classifica non la guardo. Mi piace di più Palladino. Italiano è un allenatore che ha delle idee moderne sicuramente, ha fatto un pochino di esperienza internazionale, il che non guasta. Italiano se lo mangiano vivo, credetemi, arriva Italiano qua, finisco che noi faremo tutti gli approfondimenti, qua c'era stata l'idea, c'è stato l'errore del singolo, così Italiano lo distruggo, la fase difensiva di Italiano lo distruggono appena arriva, però è l'opzione più papabile, perché da Juventus lo stima, perché la Fiorentina, però se la Fiorentina non vede l'ora di toglierselo dai piedi, è un po' diverso da un Bologna che perderà Thiago Motta perché è lui che spicca il volo e non perché se lo vogliono togliere dai piedi. Invece è stata rottura, e un paio di domande me le faccio. Permanenza di Calzona non mi dispiace, però è un'altra di quelle situazioni sconvenienti, perché hai un allenatore che ha il doppio impegno, che mentre sta lavorando per te deve lavorare per la nazionale, deve studiare altre cose, e non è possibile. È una squadra, devi avere il massimo possibile da tutti, e se devi avere il doppio impegno non mi sembra il caso, con tutti gli allenatori che... Però quando vi dico con tutti gli allenatori che ci sono in giro, bisogna sempre vedere quelli che vogliono accettare e quanti sono rimasti scottati del vedere dall'esterno cosa significa lavorare con De Laurentiis. Vediamo, sarà interessante. La fine di Mutti, Bortolo Mutti, il motivo del simpatizzare per il Piacenza, che poi portò il Cagliari alla grande rivalità con il Napoli. Non lo so. Paladino con progetto triennale non mi dispiace. Antonio Conte, il resto è sovrapponibile, ma Antonio Conte non viene, ma non perdiamo tempo. Guido. Buonasera amiche Bellini, buonasera amici Bellini, buonasera Valerio, col tuo permesso vorrei salutare tutti i tecnici addetti alla manutenzione dei semafori. Molto specifico, ma sicuramente, ecco, perché bisogna avere le competenze. Ho capito, sei razzista anche tu? Che cosa hai contro i tecnici? No, adesso assolutamente niente. No, assolutamente niente. Mi rendo, sono stato sorpreso, ma ne riconosco la dignità e fai bene a salutarli. E se permetti anche l'utilità. Assolutamente, perché il traffico, le cose, giusto. Innanzitutto devo chiedere scusa a tutte le amiche Bellini e agli amici Bellini, perché la volta scorsa
pure non, io assumendo nessun tipo di sostanza ho avuto un ritmo indiavolato, quindi scusa, è stata colpa mia, cosa posso fare per rimediare e essere più lento questa volta, ma non troppo. Parto e andiamo subito all'oggi. Mi sembra che sul Gong arrivò quella domanda, no? Te la ricordi? Sì. O vogliamo subito la partita? No, è come voi, tu hai sempre No, l'inizio, vabbè, è sempre libero. so che la cronaca, io credo che il mister intanto ha fatto per ora una cosa molto importante, ha ridato dignità a questa squadra che era stata persa con quello 0-4, dignità e anche rispetto da parte degli avversari. Napoli intanto ha ripreso queste due cose che non erano scontate, soprattutto per questo mesto finale di stagione. Sono curioso di vederlo, contrariamente a molti che non vedono l'ora della prossima stagione, non solo perché si pongono le basi per la prossima, perché io poi non sono tanto convinto di questa disastrosa preparazione di Garcia, quindi sono curioso di vedere se poi questa squadra in realtà abbia più birra di alcuni avversari che avranno vinto per distacco, avranno già ottenuto dei risultati. Per me penso solo l'Inter e il Milan e la Juve sono certe dei risultati, e la Salernitana che è già retrocessa, gli altri se la devono conquistare. Sono curioso di vedere quelli che sono lenti, perché non possiamo credere nei miracoli, soprattutto nel calcio, progressi, ma spero quantomeno costanti e interessanti dei progressi della squadra, che intanto, ripeto, dignità, rispetto degli avversari, compattezza, queste tre cose le ha ritrovate. Perché oggi era una partita dove comunque potevi mollare. Con Mazzarri queste partite le abbiamo mollate. E invece oggi hai avuto l'impressione che questa partita non l'avessi persa. Arbitro, sfortuna, eccetera. La squadra mi ha dato questa impressione. Non è stato un grande Napoli, ok? Non è stato scintillante, potete trovare, e non citerò JJ perché Valerio e io non scendiamo sul livello bassissimo che sta attraversando, diciamo, la stampa inteso generale, che poi ha contaminato il web. Un ragazzo di solidi valori, che non scendiamo, ma non per questo trascuriamo e ringraziamo il ragazzo soprattutto per la tempra che ha dimostrato in questi lunghi mesi. Io non credo che fosse lui la causa di tutti i mali del Napoli, dei 30 punti meno della passata stagione, né sarà lui l'angelo salvatore. Però dicevo, quindi, anche se non è stato il Napoli più brillante, Valerio mi ha dato l'impressione che è stato il Napoli che era convinto che non avrebbe perso questa partita. Mi è dispiaciuto che Limpson ha fatto proprio una scelta sbagliata, di quelle cose che mi facevano arrabbiare Insigne. Non è a volte l'errore del passaggio sbagliato, è come quegli imbecilli che ti sorpassano quando c'è la fila, c'è il semaforo, non hai guadagnato un secondo della tua vita, cioè il gioco non vale la candela, no? Perché devi fare una mano molto azzardata per guadagnare 0 secondi, non è che stai superando in autostrada una persona anziana che va a 30 all'ora e se ti metti dietro a lui arrivi 3 ore dopo, no. Allora, tra l'altro è stata chiamata da un suo compagno che era più o meno, non dico libero, ma molto largo sull'altra parte, sulla fascia. Il dribbling tu lo tenti quando sei 1 contro 1, quando devi creare sopra numerosità, ma non in quell'occasione. Poi può darsi che quell'azione non riesce ad arrivare al tiro, però è una scelta sbagliata. Sai, poteva essere un 1-2 mortifero, che per noi era molto importante per la classifica Guido, perché poi alla fine, vedi, i miei calcoli saranno sbagliati, poi alla fine credo che siano estremamente esatti, ma noi adesso le dobbiamo vincere, non che le vinciamo tutte, perché una squadra che non vince 2 partite di seguito la notte dei tempi, però era quella la classifica Guido. Se tu vedi tutte le partite che mancano, il Napoli può fare più 2 col Bologna, più 3 con la Fiorentina, più 3 con l'Empoli, più 3 con la Roma e più 2 col Monza. Le altre partite sono 0. Treni adesso va a 16. Potrebbe fare 44 punti, 44 e 28 sono i 72 che ti avevo detto. Quindi le possibilità, cioè, pensare che Napoli vinca 10 partite di seguito è statisticamente possibile, calcisticamente folle.
perché è una squadra che non vince 3 partite di seguito dalle prime 5 del girone di ritorno dell'anno scorso. Quindi, però questo non deve farci scoraggiare, perché dobbiamo capire quanto importanti possono essere i progressi che ci sono, che la squadra sta mettendo in essere, nonostante tutte le difficoltà psicologiche e ambientali, perché per ora, più che la causa di De Laurentiis alla FIFA, alla UEFA, c'è un procedimento aperto per comportamento non, diciamo, inerente alla linea di fair play, del fair play, diciamo, non finanziario di De Laurentiis. Quindi io, più che impelagarmi in possibili speranze calcistiche di causa, ho detto noi dobbiamo vedere nel concreto. Nel concreto serve vedere un Napoli che migliori, un Napoli che costruisca delle basi solide per una stagione molto dura dell'anno prossimo, dove intanto potresti avere come nuovi avversari già un po' più tosti, ti dico già da adesso, potrebbero essere bisogna capire quanto fa sul serio il Monza con una nuova proprietà, che anche quest'anno supererà i 50 punti. Mi fermo qui, poi andiamo nel dettaglio, oppure no, mi tolgo dalle scatole su qualche azione della partita. Però io sull'oggi sono curioso, desideroso di vedere i progressi di questa squadra, ed è un pareggio di nuovo non importante, arriva tardi, necessario. Il Napoli ha bisogno di tanti punti, purtroppo si è mosso tardi, non doveva prendere Mazzarri o doveva chiedere di allontanarsi prima, salvo non faccia questo miracolo, chiamiamolo calcistico, di 10 vittorie su 10. No, 10 partite, ne sarebbero solo 9, no? Che mancano. Che questa l'abbiamo pareggiata. Sì, è ovvio. Infatti, è ironico da parte di Roberto ti chiede, il mercato ha fatto la differenza quest'anno, se guardi... Che cosa? Scusa tu. Se guardi le squadre che ci precedono, non credo all'incompetenza dello staff, ma a questo punto dubito sulle buone intenzioni. ADL che vuole fare? Io non sono molto convinto che lui volesse andare, però poi possono essere sensazioni. Usiamo dei termini, io non amo il buonismo e nemmeno quei personaggi, ce ne sono tanti nel giornalismo che sono sempre velenosi e divisivi, ma non perché sono buonismo. Il mercato del Napoli non è inciso e ha creato anche dei dubbi che hanno favorito questo famoso cortocircuito tattico, no? Questo è palese, no? Perché può darsi che l'Imson l'anno prossimo esplode, però è l'anno prossimo, noi intanto quest'anno siamo a meno infinito rispetto alla vetta. Intanto non si sa dove gioca, anche tutte queste polemiche tra De Laurentiis, la stampa, il foglietto non è vero in questa posizione, sono tutte energie che intanto non si sono riversate sul campo. Tu non puoi dire l'Imson comunque ha fatto 15 assist, 7 gol. È evidente che ci sono stati dei giocatori che in altre squadre hanno portato dei benefici calcistici sul campo, e il nostro mercato, ragazzi, Karius, Nathan e Limston, non 1 su 3, 0 su 3 non hanno inciso. Questo non significa che sono scarsi, sono bidoni, e non amo l'espressione non è da Napoli, però noi dobbiamo dire che non hanno portato poi neanche a pareggio, no? Che dice sono comunque un 6 politico, no, neanche quello. In più hanno accentuato questa confusione che dall'inizio della stagione è stata anche una delle ragioni della difficoltà. Poi tante cose l'abbiamo detto. Comunque è assolutamente una considerazione vera, di buon senso, e non perché questo amico Bellino vuole il mare di Napoli, è così. Certo. Domanda per Guido: perché il VAR non è intervenuto sul labiale di Acerbi? Ti chiedo questo perché adesso post partita rischia dalle 2 alle 4 giornate, quindi perché non li espellono al momento? Il VAR non viene chiamato di nuovo queste domande, no? Poi poi dici che Fabio no, figura, il signor Versatile è una persona di grande spessore umano, quindi il problema è che io posso darvi tutte le risposte di questo mondo e nessuna esatta, perché dovremmo chiedere al diretto interessato. E non è, attenzione, ho avuto un papà che è molto serio, no? Non ci ha educato me e mio fratello, non per galantesia, si dice sempre la seconda persona prima di te, ma in questo caso l'ho detto perché io sono più grande di mio fratello, sono più anziano, sono nato prima, una piccola inciso di...
non si dice mai Guido e Valerio, imparate, si dice Valerio e Guido. Bisogna essere educati nella vita. Dicevo, non createvi alibi nella vita. Il punto è che io ti dico no, questo è il motivo, ma mica sono io addetto al VAR, quindi qua c'è un responsabile che è anche pagato, e non poco, detto, sarebbe una domanda garbata, pagata, perché per esempio io non ho ancora capito, a questo punto forse c'è stato un errore, e ve lo dico io, che Osimhen aveva 5 cartellini gialli. A questo punto, quando ci ha detto che in passato ha preso un cartellino giallo, non era lui, però mi sono andato a rivedere tutti i report della Serie A che ti vai a scaricare sul sito, il PDF, me li sono letti a uno, ho ricontrollato, ho postato sulla pagina di Valerio, ho segnato a Valerio anche i minuti in cui segnato, però non è così, si può sbagliare. È una domanda da fare. Come funziona qui? Certo, in un sistema europeo che è molto più sensibile a certe cose piuttosto che altre, e questo è uno dei temi dove sono più severi, possiamo dire che ci fa sorridere la dimenticanza, la distrazione, e ci fa sorridere. Quello che ha fatto sorridere meno, fortunatamente, all'Inter, che poi JJ non si è arrabbiato, non si è scomposto, ha fatto un gol di giustizia, di test, perché si è fatto trovare pronto al momento opportuno. Non è propriamente un tap-in, perché non è sulla spinta del portiere, però diciamo che le schermaglie verbali in campo ci stanno. Il problema è che il calcio è cambiato, non possiamo citare sempre Vinicio, anche gli episodi carini, pittoreschi e anche coloriti che racconta il grande capitano Bruscolotti, perché adesso hai 3700 microfoni. Ma poi si sente veramente tu. E poi dipende, l'ho accennato agli amici bellini, visto che le immagini sono le stesse, io Paramount Plus, gli altri da Zono, Sky, però l'audio è diverso perché sopra c'è una telecronaca che copre e la mia telecronaca è diversa, quindi io qualcosa la sento, qualcosa me la perdo rispetto a quello che è successo in Italia. Per esempio, non so se in Italia si è sentito Politano che mentre Juan Jesus diceva questo all'arbitro, diceva però ricominci, cioè lui voleva battere il calcio d'angolo, se ne fregava altamente Politano di quello che stava succedendo. Quindi sono perché piccoli non è un dettagli. Ragazzo di colore, anche perché Guido, questo fa parte di quella famosa unione, no? Quando si dice aiutare il compagno, fare la corsa in più, eccetera eccetera. Se Juan Jesus ha subito una cosa del genere, ma tutta la squadra a partire da Gollini deve andare in campo e a difenderlo, e invece questo succede sempre a tratti, qualcuno lo fa, qualcuno no, in certi momenti lo fanno. È stato bello quando hanno protetto il dischetto del rigore quando doveva battere Osimhen contro la Juventus. Alle volte succede e alle volte no, perché la stagione è proprio così, di alti e bassi, e non ci possiamo aspettare una continuità da nessuna parte. Sì, no, concordo. Guido, io sono mortificato perché mi sono reso conto che devo andare a lavorare. Questa appesa. Ah, va bene. Valerio, no, però volevo prendere un'altra. Prima... Sì. Vai. Io sono un ospite indesiderato. L'ultima sul gong mi fu chiesto vabbè, ma perché quando tocca a noi la Roma, perché la Roma non ha snobbato, ha fatto una semifinale, però per esempio tra un'Europa League e una Conference League con l'Olimpico sempre pieno, intanto non ha avuto la stampa coppette, dobbiamo uscire dalle coppe, c'è una frase, credo, che di Young Adult, che è la tagline, crescere non significa invecchiare, l'esperienza non la fai, come dice Lombardo, è il 14° anno consecutivo che siamo in Europa, è vero che, però di questi 14, 20, 50 anni, quante volte siamo usciti al primo turno? Poi in realtà, a parte Benitez, la semifinale di Europa League, tra l'altro sdommatissima da tutti, un ottavo di finale Europa League quando uscimmo con 12 punti, e Ancelotti che uscì con l'As, noi usciamo sempre al primo turno. Infatti l'anno scorso è stato il record che Napoli passa agli ottavi, quindi il signore ha ragione. Il problema è che non lo puoi costruire un anno, lo costruisci ottavo su ottavo che diventa quarto, in 4 anni 2 semifinali di Europa League. È vero, quando tocca a noi, quando incominciamo a avere questa mentalità, cioè tu pensa che le prime 3 squadre in Inghilterra, che hanno quel campionato dove insomma sono 3 squadre in un punto, sono tutte 3, 2 in Champions League e 1 in Europa League imbattute, il Liverpool.
il Real Madrid, Atletico e Barcellona sono tutte squalificate, l'Inter non è qualificata, il Napoli che tra l'altro per distacco lontano dall'Inter non è qualificata, il Milan è stato eliminato ai gironi e cioè potremmo continuare. Quindi l'esperienza la si fa non solo giocando ma vincendo e a volte sacrificando anche quest'idea che tu ti devi dedicare, che non è sacrificando, è ironico, ti devi dedicare solo a una competizione, ma esiste una stagione. Quindi ha ragione il signore a essere deluso. Quando tocca a noi, io spero il più presto possibile, però è il campo che lo devi aggredire cercando di vincere, non abbandonando le partite perché non conta. Quindi questo era il gong finale. Grazie mille Guido, sono mortificato che ti avrei dovuto invitare più presto, ma mi sono, perché in realtà siamo a meno 5 non meno 6. No, figurati, intanto ti saluto, come vi avevo promesso, consentimi Valerio, perché è stata una faticaccia, stai esportando adesso il video e ci ho messo tutto il pomeriggio, c'è la prima parte di questa prima parte, che saranno 2 parti, una sull'Italia e una sull'estero, sì, no, quella dell'estero dobbiamo ancora fare. Su questa chiacchierata, I gotta leave. You're right. una chiacchierata molto informale con un vignettista sui suoi momenti del cinema, la commedia all'italiana, anche aneddoti personali suoi, miei, di incontri. E veniva oltre 58 minuti, l'ho ridotto a 27, che è già lunghissimo, però chi ha la pazienza, secondo me lo vede fino alla fine, perché ci sono veramente molte cose, anche insomma, che non si trovano da nessuna parte, aneddoti che ci sono capitati nella vita. Quindi la prima parte della prima parte. E, quando il computer sarà pronto lo troverete online, promessa mantenuta, e sono contento che arriva in una domenica che ci lascia un po' la mano in bocca, ma non siamo avvelenati. Almeno non gliel'abbiamo consegnato ragazzi, così. È dura, ragazzi, non pensate al quarto posto su questo posto, pensate più a vedere quelli che possono essere gli elementi positivi che sono dei pilastri per la prossima stagione. Non guardate, ma se quella ma capisci quello che guardo, se no poi veramente il finale della stagione è amarissimo. Pensate, guardate da quest'altra ottica queste ultime 9 partite. Non è un parere, neanche un suggerimento, è un consiglio proprio piccolo. Facciamo andare a lavorare Valerio. Un saluto alle amiche Bellini e agli amici Bellini, anche se Valerio non voleva, ragazzi, i tecnici la manutenzione dei semafori vanno salutati, secondo me. Illazioni. Ciao Guido, un abbraccio gigante. Cosa ho chiuso sul sorriso, il sorriso di Dries Mertens. Guido Gentile piano sequenza, vi invito ad andare a iscrivervi e troverete nuovi contenuti, perché Guido è attivissimo. Ragazzi, veramente vi chiedo perdono, ho fatto malissimo tutti i calcoli, sono già in ritardo e non è mia usanza, quindi queste domande interessantissime recuperatele, finisce la live, potete riscrivere, quelli sono di meno i commenti post live, recuperate tutto il recuperabile e risponderemo sicuramente. La prima cosa al mattino sarà la reaction, dopodiché l'analisi tattica, ci sono tanti screenshot da far vedere. Vi abbraccio, vi bacio, va a finire che punto a punto c'ha ragione Guido, cominciamo a vedere le cose. Pensiamo, Traoré vi conviene, Lindstrom ci conviene, Cavallo lo vogliamo fare, questo no, pensiamo più al futuro che è meglio. Grazie a tutti, veramente non mi sono reso conto che proprio tardi, è tardi nel mio cuore, ma alla fine saprete, vabbè, una gente. Basta.